Se il progetto ancora in embrione dovesse vedere la luce, la provincia regionale di Agrigento sarebbe salva. Il progetto firmato Governo Monti è allo studio del ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione Filippo Patroni Griffi. Ancora nulla di ufficiale, intendiamoci, ma secondo il testo che ha in mente il titolare di questo dicastero, l'ente che ha sede nella città dei Templi sarebbe destinato ad andare avanti. Stessa sorte in Sicilia per Palermo, Catania e Messina, mentre le altre 5 città capoluogo, Trapani, Siracusa, Ragusa, Caltanissette ed Enna, la provincia regionale la perderebbero. E non si tratta di un sorteggio o di una scelta arbitraria, ma di sforbiciate chirurgiche finalizzate al taglio dei costi della politica, frutto di valutazione sulla base di precisi parametri. Eccoli: estensione della superficie, la soglia minima 3.000 km², il numero dei comuni oltre i 50 e il numero degli abitanti superiore ai 350.000, e di questi tre requisiti la provincia regionale di Agrigento ne centrerebbe due: quello che fa riferimento alla popolazione e sul filo di lana quello che riguarda l'ampiezza del territorio. Solo 2 su 3 allora, in linea con il potenziale decreto legge, ma sufficienti comunque in ossequio all'orientamento attuale del governo nazionale per evitare la soppressione. Se così sarà, nell'Agrigentino le strategie elettorali in vista delle provinciali del prossimo anno possono partire.